Luca, Giovanni, Giorgio, Giovanni sono 10 gli imprenditori veneti che si sono tolti la vita per la crisi dall'inizio dell'anno, almeno altre 8 le vittime della disoccupazione. Una strage che non si ferma ma che si tenta in tutti i modi possibili almeno di rallentare. Ci prova la Regione con il servizio Inoltre, attivo da più di un anno e mezzo, al quale si sono rivolte 843 persone anche da fuori Veneto per più di 1300 telefonate. Dall'altra parte del filo psicologi e operatori pronti ad attivarsi sul territorio. Avete ricevuto anche telefonate drammatiche di persone che erano sul punto di suicidarsi? Certamente sì, certamente sì. Le abbiamo affrontate insieme laddove c'è stata la fiducia della persona nei nostri confronti e si sono risolte molto bene. Il 56% degli utenti del servizio erano imprenditori, 246 le persone seguite sul territorio, una settantina a testa per Vicenza e Padova, quindi 41 a Treviso e 32 a Venezia. Per il presidente Zaia un servizio che ha funzionato, anche se... Siamo gli unici poi che hanno mantenuto questo servizio. Dall'altro vorrei anche ricordare che di fronte a una crisi che attanaglia le nostre imprese e i nostri cittadini abbiamo 195.000 disoccupati ed è fondamentale essere presenti sicuramente con uno sportello come questo, ma anche con gli aiuti della nostra finanziaria regionale che a tutt'oggi ha aiutato dall'inizio 10.000 imprese a restare sul mercato. Un servizio di cosiddetto problem solving valutato con soddisfazione massima nel 100% dei casi e nel 57% dagli utenti del numero verde e che la Regione finanzierà anche nel 2015. Il 57% delle persone che accedono ritornano nella società, ritornano ad essere operativi con voglia di vivere, di operare, di lavorare, a fare gli imprenditori, di conseguenza, visti i risultati, è nostro obbligo continuare questo servizio.